Quarta corsa, una condizionata sul miglio dal Savio di Cesena, quarta corsa, giro di boa dunque della serata, con un confronto appunto per cavalli anziani sulla distanza dei 1660 metri. Lo schieramento: 1 Zilat Jet, 2 Adam Kirby Cole, 3 Amico Mio Feg, 4 T42 Font, 5 Azzurra Tab, 6 Fuego du Boulet, seconda linea 7 Zitrunas, 8 Volpelli, 9 Ushuaia di Ariel, 10 Velesdaghi, 11 Vasterbo Sky High. Partenza veloce T42 Font che sopravanza Amico Mio Feg. In terza posizione è rimasto invece Adam Kirby Cole out. Fuori corsa quindi il nettissimo favorito Adam Kirby numero Cole. 3 Amico Mio Feg squalificato. Sbagliato anche Amico Mio Feg, e così T42 Font in vantaggio su Azzurra Tab dopo i primi 250 metri di gara. Ora all'esterno cerca di muovere Zilat Jet. Se ne vanno intanto i primi 400 metri di gara con T42 Font in vantaggio. Zilat Jet che va a proporsi al suo esterno, impegna il battistrada. A contatto è sempre Azzurra Tab, poi all'esterno Vasterbo Sky High, cerca di venire via anche Velesdaghi in terza pariglia esterna, 600 metri in 46 con Zilat Jet che insiste all'esterno di T42 Font. I due si danno battaglia al completamento del giro con Zilat Jet decisissimo all'attacco, 1 minuto e 2 decimi. T42 Font replica e a contatto però si mantiene Vasterbo Sky High, e se ne vanno così i primi 1000 metri di gara. 1:15:4 per T42 Font e Zilat Jet alle prese, Vasterbo Sky High all'esterno, poi Velesdaghi, Azzurra Tab, lo scatto in terza ruota di Vasterbo Sky High a 400 dalla conclusione, seguito da Velesdaghi, mentre cala Zilat Jet e T42 Font è sempre in vantaggio a metà della curva conclusiva, ma sta premendo Vasterbo Sky High seguito da Velesdaghi, da Azzurra Tab, e intanto completamento della piegata con Vasterbo in vantaggio. Vasterbo ancora una lunghezza di margine, ci prova nel finale Zitrunas, ed è Zitrunas che sul palo emerge nei confronti di Azzurra Tab, che probabilmente regola a sua volta Vasterbo Sky High, che è calato nel finale. 1:16 il ragguaglio conclusivo, 31:6 a chiudere, e il successo a sorpresa per Zitrunas Salvatore Valentino, che di spunto viene a piegare tutti, a battere Vasterbo Sky High e soprattutto a tenere botta anche al finale di Azzurra Tab, che sul palo emerge seconda nei confronti dello stesso Vasterbo Sky High, mentre gli altri finiscono più indietro, capeggiati da Volpelli che precede T42 Font. Il successo dunque arriva a Zitrunas Salvatore Valentino in duplice veste di driver e allenatore per conto del signor Cristian Venturelli.